amici bellini. Ma fatto, fa bocca. Allora, questo è il video che è ancora oggi, però per voi sarà domani, perché posterò questo video domani, perché intanto vi sarete goduto il video della reaction, but vorrei fare il video delle pagelle perché va fatto subito, quindi probabilmente questo video che state vedendo adesso sarà un double fast, nel senso un po' di pagelle e un po' riflessioni dopo la nottata che farò a guardare tutte le immagini, tutte le interviste, e magari domani mattina integriamo. Comunque pagelle, per fare le pagelle mi sposto di qua, nel Napoli, e quindi pagelle, cerco di farle, capito, a mente fresca così. Meret 10, ragazzi, ma non è perché uno vuole essere diciamo così generoso, no, Meret 10, perché Meret, la situazione psicologica in cui si trovava ad essere chiamato in causa dopo che Ospina gli ha tolto il posto in tutti i modi, dopo che Ospina comunque aveva fatto una grande partita contro l'Inter, papera, però poi riscatto con lancio e parate decisive. Meret oggi 10, merita 10, perché comunque para il tiro di Ronaldo, l'unico squillo di Ronaldo, la mette a terra, poi gli toglie un altro paio di opportunità, resta sempre concentrato, mi dà la sicurezza e poi para i rigori, e quindi para un rigore. Ed è quello che rende la sua prestazione ovviamente da 10, non c'è niente da fare. Se uno fa le pagelle a 0-0 va bene, gli possiamo dare 8, ma visto che abbiamo vinto il voto sale. Di Lorenzo non è stato straordinario come nella partita con l'Inter, gli diamo 6. Madonna mia, che brutto voto, 6, che abbiamo vinto, facciamo 7, tutti i voti saranno un po' gonfiati, però è la spiegazione che conta. 7, ma Di Lorenzo sta tirando un po' il fiato, non sta proprio in una grandissima forma. Quello che invece ha fatto un'ottima partita è Mario Rui dall'altra parte, che si prende 8, ma senza proprio problemi, perché ha fatto un lavoro straordinario su quella fascia, in combutta con Insigne, e ha tenuto il pezzo, ha spinto molto meglio anche di Lorenzo, e quindi bene, 8 Mario Rui. Ma 8 che si prende anche Maksimovic, probabilmente diciamo 8,5, perché poi segna il rigore con una freddezza straordinaria. Maksimovic non ne ha fatta passare uno, va giù. Sta in una crescita straordinaria, e questo fa ben pensare per l'anno prossimo, che se ne vada o meno Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Rahmani. Credo che questa sarà la cosa, e non mi sento troppo preoccupato se le prestazioni sono queste qua. Bene così. E quindi Koulibaly si prende 7,5, perché è stato imponente, è stato abbastanza sul pezzo, e adesso noi sappiamo anche che guida la difesa sui calci piazzati, il che non è da sottovalutare. 7,5, ha fatto delle cose belle alla Koulibaly, sbagliato qualche piccola cosina, quindi non si prende 8, perché dobbiamo differenziare con Maksimovic, è evidente questa cosa qua. Passiamo a Diego Demme. Diego Demme si prende 9. È chiaro che si prende 9 Diego Demme, perché Diego Demme, voi dovreste andare, se avete voglia, vi andate a rivedere il mio video quando abbiamo vinto con la Juve in campionato, che non c'è la reaction, ma c'è solo il commento il giorno dopo, e lì già spiego che il Napoli aveva preso Diego Demme, e Diego Demme era stato ed è tuttora la svolta per poter fare un certo tipo di gioco e non subire e non essere scoperti su tutte le... Ma non è solamente il lavoro che fa di copertura, dove va a aggredire l'attaccante, pressa, spinge, è anche il farsi vedere. Diego Demme a un certo punto era dappertutto, accompagnava l'azione sia a sinistra che a destra, dando soluzioni ai vari Insigne e Callejon, dopo Politano, eccetera eccetera, per quando dovevano insomma appoggiare dietro, perché non si poteva andare, perché anche Sarri non ci ha dato profondità per i nostri contropiedi, perché sapeva che noi avremmo tentato di sfruttare le ripartenze. Quindi Demme si prende 9. Dopodiché mi è piaciuto molto Zielinski, gli diamo un 7, non è stato chiaramente decisivo, però controlli orientati e qualche scatto, qualche strappo importante, non ha perso palloni sanguinosi, bene in crescita Zielinski rispetto alla semifinale, non benissimo Fabian Ruiz, avrebbe potuto fare di meglio, però era una partita scura, ha dovuto fare quel lavoro sporco della mezzala che deve accompagnare Mertens nel primo pressing,
l'ha fatto anche bene. A un certo punto una delle due mezzali deve essere seconda punta in questo 4-3-3. Quindi Fabian Ruiz gli diamo un 6,5. Siamo buoni, siamo magnanimi e longobardi. Dopodiché nota dolente Callejon, però qua dobbiamo essere, insomma, dobbiamo essere obiettivi. Callejon ha fatto un paio di passaggi sbagliati, sanguinosi, sotto porta non si fa vedere più, come se non avesse perso proprio l'occhio per la porta. Babù, però fa un lavoro insieme a Di Lorenzo su quella fascia dove sfruttavano Ronald, Alexandro, gli inserimenti di Matuidi. Guagliù, bisogna rispettare e apprezzare moltissimo il lavoro sporco di Callejon, quindi gli diamo 7 come il suo numero di maglia, e per le lacrime e per l'attaccamento alla maglia, che a quanto pare queste sono lacrime di addio, ma va bene così. Grazie, sei stato un cyborg per tutti questi anni, ne hai viste, ne hai fatte, va benissimo. Callejon, dopodiché Mertens 8, si dà 8 a Mertens, ma perché il rinnovo, perché l'attaccamento alla maglia, perché l'attaccamento ai colori e per il lavoro sul campo. Non ha avuto occasioni di segnare e va bene, ma come sporca lui l'inizio dell'azione degli avversari, non ce n'è. È sempre decisivo nell'essere sul pezzo, nel ripiegare, nell'accompagnare i centrocampisti. Mertens si prende 8 e lo stesso 8, no, di più. Questa volta Insigne si dà 9, perché oltre a fare il lavoro che ha fatto, si è preso dei falli importantissimi, è tornato indietro a fare il terzino più di una volta, ad aiutare sul quadrato, eccetera, eccetera, si prende la responsabilità, segna il rigore decisivo, perché alla fine è lì, no? Errore della Juve, subito devi segnare per metterti in vantaggio, lo segna di testa, lo segna perché ha studiato, perché ha cercato di imparare, di migliorarsi, e questa è una cosa ancora più straordinaria del talento puro, perché il rigore era un punto debole di Insigne, l'ha imparato, l'ha studiato, ha spiazzato, si prende 9 senza proprio problema. Buono l'impatto di Politano, gli diamo un 7 che va verso il 7,5, perché comunque segna il rigore e si fa trovare un paio di occasioni anche vivaci sotto porta, e va bene così. Milik, ragazzi, Milik. Che gli vogliamo dire a sto ragazzo? Non ho capito. Purtroppo sbaglia dei gol come li sbaglia Lukaku, come li sbaglia Higuain, come li sbaglia Ronaldo. Purtroppo non ha quella freddezza alla Inzaghi o alla Icardi. E vabbè, però intanto il rigore decisivo lo ha messo. E cosa sarebbe successo se avesse sbagliato proprio quello là, con le voci di mercato, eccetera, eccetera? Attaccamento fino alla fine, si vede quando partecipano dalla panchina, come Manolas, che gli diamo 8 a Manolas, anche se non è entrato, va benissimo, e come diamo 8 anche a Gulab, perché poi quando twittano e sono coinvolti va bene. Noi questo volevamo vedere in una stagione dove è successo di tutto, Ancelottissimi, malissimo. Però ci siamo rialzati e alla grande. E non è stata una partita che tu dici tu ti sei solamente difeso, hai alzato il muro e poi ti è andata bene. No. Gattuso si prende 10 perché imbrigli e offendi. E quando offendi anche bene. E la Juve è sembrata piccolina. Adesso tutti quanti parlano, dicono ma la Juve è troppo brutta, imbarazzante. Guagliù, rispettate il Napoli. Il Napoli non ti ha fatto giocare bene. Il Napoli ha giocato in crescendo, e ogni volta che il Napoli torna negli spogliatoi e non ha subito gol, io mi sento fiducioso che Gattuso dirà qualcosa di importante ai ragazzi che li farà accelerare ancora un pochino di più, e quindi sfruttare poi la stanchezza, che adesso la devi considerare. Ci sono 5 cambi, sono tutte cose che un allenatore adesso le deve considerare, e un allenatore giovane ha più possibilità, sentitemi buono a me, di capire certe nuove dinamiche, piuttosto che un allenatore che non lo capì, un allenatore che è cocciuto, un allenatore che cerca di essere, insomma sto parlando di Maurizio Sarri, il signor nessuno, che ancora una volta porta il triplete a Torino. E lasciamo perdere, non voglio nemmeno parlarne più, perché ci hai fatto ridere con le tue esternazioni, eccetera eccetera. Basta, adesso hai perso sul campo, avevi perso fuori dal campo,
hai perso anche sul campo perché hai sbagliato la formazione. Non lo so se Higuain non era in forma, non lo so se potevi mettere un altro tipo di attacco, ma si vedeva già dal Milan che questa cosa col falso 9, con lo scambio così, non funziona. Se ti ha fermato il Milan è normale che ti ferma il Napoli, perché stiamo più in forma del Milan, abbiamo giocatori migliori e più mentalizzati verso questa cosa qua. Ho dimenticato qualcuno? Non saprei. Vabbè, l'ingresso di Elmas, quasi amuleto, Steve Signana piatrato pala, e gli diamo 7 perché comunque si trovava là, e quindi va bene così. Chi altro è entrato? È entrato Allan, nella mazzama, va bene, ha fatto un paio di blocchi e ripartenze anche lui, e gli diamo un 7 anche a lui, anche se su Allan dobbiamo parlarne, perché... Ma va bene non essere più dipendenti di certi giocatori, va bene così. Qua si parla... Elmas si prende forse 7,5 per come era concentrato quando Gattuso parlava e faceva il discorso a fine partita. Ragazzi, sono felicissimo. Non ce la faccio più. Tengo un poco di mal di schiena, però è già lungo. E che mi fa? Ne facciamo 3 video. Può essere pure, che ne sai. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi voglio bene, siete bellini. Vi iscrivete al canale, che adesso però voi lo leggete al contrario. Facciamo così. Se non riuscite a leggere, adesso lo leggete bene e poi lo giriamo un'altra volta. Caffè Napoli 1926, Valerio Fluido da New York. Vi voglio bene. Ciao. Credevate mi fossi scordato di Yusai? No. Per questa cosa qua Yusai si prende 7 in pagella. Perché anche 8. Perché spiega una cosa. Poi una cosa che voi avete visto quei video del Napoli dove Yusai facevano i quiz con quello là di Comorra, lui, non so chi, Politano, eccetera, eccetera. Yusai, nello spogliatoio, credeteci o meno, è molto ben inserito ed è molto ben visto ed è un guaglione che fa ridere e la gente fa le battute e secondo me gente del genere nel gruppo è importante. Poi magari se ne andrà sui problemi, i limiti, le cose, ma Yusai gli diamo 8. Beh, se l'è meritato.